Siamo all'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento, un corso di barman oggi in corso. Ecco, un'iniziativa sicuramente importante, come è importante anche scegliere la figura del barman. Intanto stamattina il nostro auditorium è aperto nuovamente dopo 2 anni di chiusura per la pandemia e quindi vedere i ragazzi cimentarsi nuovamente nell'auditorium per acquisire competenze è importantissima la dinamica sociale, la socializzazione e poi è importante, molto importante, il corso che si farà oggi, perché il corso di oggi sulla figura del barman dà l'opportunità ai ragazzi di poter scegliere anche nel loro percorso professionale di fare il barman. Ci sono degli esperti, diciamo, abbastanza qualificati del settore, i ragazzi sono tutti attenti con le dovute distanze, anche se c'è un'apertura dovuta alla pandemia, e faranno 2 turni i ragazzi, un primo turno stamattina, un altro dopo le 11 e così acquisiranno competenze tali da poter esprimere poi nei contesti dove andranno a lavorare questa loro competenza. Presidente, siamo al fine anno scolastico, a giorni finisce, insomma un bilancio su quest'anno, sull'attività che avete fatto, le tante iniziative, insomma nonostante il Covid c'è una lenta ripresa. Sì, la ripresa c'è e i ragazzi ne hanno tantissima voglia perché questa chiusura li ha costretti un poco a stare, abbiamo organizzato altri eventi, li hanno fatto stare col telefonino e quindi chiusi a casa quando c'era la didattica a distanza. Quest'anno fortunatamente la didattica è stata in presenza, però con i limiti dovuti, non appena il ragazzo era col Covid doveva rimanere a casa e quindi fare la didattica a distanza. Però devo dire che i ragazzi con la loro voglia, i docenti con la loro voglia che hanno di apprendere sempre di più, acquisire competenze nuove, sono ben felici di iniziare nuovamente con la vita normale, un percorso che loro hanno, diciamo, intrapreso e che vogliono portare al termine con le migliori competenze possibili. Corso interessante qui con i ragazzi del Gallo per spiegare quanto è bello, quanto è necessario, quanto è importante fare il barman. Ecco, perché scegliere la professione del barman? Perché innanzitutto negli ultimi anni... Scusami, Leo, mi potete spostare perché... Scusa. Allora, perché come tutti gli altri settori, anche un operatore del banco bar competente e preparato serve. Non serve solo un buon chef, un pasticcere, un maître, ma serve pure un ottimo operatore del banco bar, che negli ultimi anni è stata una figura molto bistrattata, ma col cambiamento dei tempi, che tutti sappiamo, questa figura ha iniziato ad avere una sua rilevanza, la sua importanza. Bere consapevolmente, bere bene, negli ultimi anni si è un po' tralasciato. È una figura che negli ultimi anni ha avuto più richieste di altri settori. Quindi perché essere tutti chef se in realtà servono molti barman? Scegliere pure questo settore per far sì di immettersi subito nel mondo del lavoro. Insieme al barman Siracusa abbiamo organizzato questa bellissima giornata per tenere i ragazzi un po' impegnati in un'attività ben diversa dalla classica formazione, dove i ragazzi oggi andranno a vedere quello che sarà lo stile libero di bartender, a differenza del classico, diciamo, operatore di bar che noi cerchiamo di formare a scuola, anche se ogni tanto inseriamo anche lo stile, diciamo, di bartender. Oggi Salvo Siracusa darà una bellissima dimostrazione, spero tanto che sia una giornata valida e piena di entusiasmo per i ragazzi.